terzo anno consecutivo abbiamo fatto questa donazione importante perché crediamo fermamente che solo con la ricerca possiamo risolvere dei problemi di salute che magari adesso che stiamo bene non ci pensiamo, ma bisogna pensare al futuro, quindi solo la ricerca può mettere in campo delle terapie che in futuro possono dare la salvezza, diciamo, a molte vite. Non possiamo essere egoisti e pensare solo a noi stessi e noi stiamo bene e quindi stanno bene anche gli altri. Non è così. La nostra azienda da sempre ha investito in innovazione e in ricerca e quindi trovo normale poter investire in innovazione e ricerca anche nel campo medico, anche perché ha una ricaduta verso tutti, non solo come la mia azienda, diciamo, ma ha una ricaduta su tutta la popolazione. Quindi investire in ricerca è il benessere di domani. Per la nostra attività quotidiana di ricerca, il supporto di aziende come Pololab è assolutamente fondamentale, nel senso che questo tipo di donazioni liberali ha un peso enorme sulle azioni che noi possiamo fare. Esistono infatti vari meccanismi di finanziamento che sostengono le attività di ricerca. Il più frequente è quello dei research grant, che sono sostanzialmente dei fondi a cui si accede tramite l'application e quindi tramite competizione tra pari. Se il mio progetto è più bello, è più probabile, è più scientificamente valido, è più probabile che verrà finanziato rispetto a quello dei concorrenti. Per poter però accedere a questi fondi e presentare quindi una proposta progettuale forte, bisogna partire sempre da dei dati preliminari che hanno dei costi che devono essere coperti, e tanto più c'è uno strumento sofisticato, bello, scientificamente forte per produrre questi dati preliminari, tanto più sarà possibile portare appunto un'application forte e innescare quindi un circolo virtuoso che permette poi di svolgere dei progetti anche importanti e su scala sempre maggiore. E quindi in questo senso il supporto che si basa sulle donazioni liberali come quella di Pololab è fondamentale, perché rappresenta proprio il primo passo di una catena di eventi che noi ci auguriamo sempre che si comporti come una palla di neve, diciamo, che inizia a rotolare dalla montagna, che all'inizio è piccolina e poi può innescare proprio un vero e proprio effetto valanga con delle conseguenze molto 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 importanti per la cura dei nostri pazienti. L'istituto in cui lavoro si occupa di ricerca traslazionale. Questa parola vuol dire sostanzialmente il percorso di prendere quella che è una conoscenza teorica acquisita in laboratorio, per esempio con un esperimento sulle cellule, un esperimento su un modello animale, e portarla ad avere una conseguenza diretta sul percorso di cura del singolo paziente, quindi sulla pratica clinica. Può essere una conseguenza che riguarda una scelta in termini di prevenzione, screening, di diagnosi, oppure un nuovo farmaco e una nuova terapia. Però l'aspetto centrale è il fatto che una conoscenza che inizialmente è teorica ha un impatto pratico su quello che è il percorso di cura del paziente. Nel 2004 ho avuto la grande gioia di avere 3 gemelli, desiderati tanto, però purtroppo al momento del parto qualcosa è andato storto e ho avuto una grave emorragia e non ho visto i miei figli perché appunto avevo avuto un parto d'urgenza e sono stata trasferita a Treviso in elicottero per fare la dialisi, perché oltre all'emorragia ho avuto un problema renale. Quello che ricordo di quei giorni è tanta paura, ma soprattutto il dono che ho ricevuto proprio in quei giorni è stato il primo dono, il sangue, perché ho avuto bisogno di più di 20 sacche di sangue e le ho ricevute insomma al momento in cui mi servivano. E adesso che sono passati diversi anni penso che se non avessi ricevuto quelle sacche non avrei neanche mai visto i miei figli, perché i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarmi, per aiutarmi, però le sacche sono state quelle che hanno fatto la differenza. Poi per fortuna appunto ho fatto la dialisi solo per un periodo, sono tornata a casa dai miei figli, li ho visti, ho sempre pregato di almeno portarli a diventare un po' più grandi, insomma di farli crescere, e grazie appunto anche alle cure mediche sono arrivata a 19 anni ai 19 anni dei miei ragazzi senza fare la dialisi. Poi ho dovuto prepararmi perché appunto i reni ormai non funzionavano, e con calma dopo il Covid ho iniziato a fare anche gli esami per andare in lista trapianti.
e quindi mi ero un po' preparata sia a fare la dialisi, che ormai era imminente, sia appunto ad aspettare questo dono. Il dono è arrivato così un po' inaspettato una notte di novembre, e una telefonata che cambia la vita, e ecco, adesso sono qua, sono passati 2 anni e devo ringraziare soprattutto questo mio donatore che non conosco, e ringrazio la famiglia e mi sento appunto di promuovere la donazione degli organi e la donazione di sangue, perché non hanno cambiato la vita solo a me, ma l'hanno cambiata soprattutto ai miei figli e alla mia famiglia.